Con mio figlio ho sentito il botto, una frenata e il botto. Passano di qua anche molto veloci. Ieri sera pioveva e quindi la strada sdrucciolevole e tutto qua. E proprio la pioggia, ma soprattutto l'alta velocità, sarebbero la causa dello schianto che ha ridotto in fin di vita un ragazzo di 24 anni di origini kosovare, residente a San Polo di Piave. Era a bordo della sua Peugeot 206 diretto a Cimadolmo quando all'altezza della semicurva di via Callarghe ha perso il controllo del mezzo, prima ha sbandato, poi è finito fuori strada terminando la sua corsa contro il muretto di questa abitazione al Civico 77, una traiettoria impazzita con i rilievi affidati ai carabinieri. Ora si trova in terapia intensiva, la prognosi è riservata, sono ore di angoscia anche per il sindaco Nicola Fantuzzi. Ancora una volta nelle nostre strade un giovane sta lottando tra la vita e la morte. Una strada tristemente nota, via Callarghe, teatro di altri drammi e incidenti ad alta velocità, come raccontano queste reti di velte, eppure qui di autovelox nemmeno l'ombra. Non c'è la possibilità di mettere dispositivi di controllo della velocità elettronici data dal decreto Minniti e non essendo in centro urbano, in centro abitato, non è possibile chiedere la deroga in prefettura. Il nodo vale per gli autovelox fissi, così come per quelli mobili, in particolare per la questione tuttora irrisolta del rapporto tra omologazione e approvazione dei dispositivi, con tanti comuni che hanno optato per lo spegnimento generalizzato, così a Breda di Piave. C'è chi, come noi, insomma, ma come quasi tutti, ha deciso di non utilizzare gli autovelox che possono avere perché i ricorsi ci sono, i ricorsi vengono vinti con questo buco normativo. Basta, è ora di finirla, è ora che venga deciso in un modo o nell'altro. Solo nelle scorse ore nel Bellunese il giudice di pace ha annullato 2 multe sullo sfondo l'autovelox del Passo Giau, uno dei più contestati e famigerati a livello regionale, ma per i sindaci la questione è pressante. Non abbiamo sostanzialmente armi con cui andare a contrastare la velocità sulle strade. Ogni giorno che passa è un giorno di ritardo, le vittime ci sono costanti. Da qui l'appello in un'estate di sangue al titolare delle infrastrutture, da mesi si aspetta una risposta. Io invito il ministro Salvini sul nostro territorio a confrontarci con noi, venga anche dai comuni più piccoli a capire quali sono le nostre difficoltà e le nostre esigenze. Poi sono sicuro che sta lavorando, però mi permetta Ministro, un anno è troppo.